Allora, benvenuti ragazzi su Ricettine da Sballo. Oggi facciamo una bellissima ricetta da sballo che a me piace tantissimo, non ho mai proposto nel canale, ma adesso noi l'andremo a fare. Adesso vi faccio vedere subito gli ingredienti che serviranno per, per creare questa ciambella, che è veramente un qualcosa di... cioè una masturbazione proprio mentale. Voilà, allora ragazzi, ecco qua gli ingredienti che serve per creare questa ciambella che è veramente deliziosa. Partiamo dalle salsicce. Le salsicce in questa ricetta ne possono andare 300 grammi, però comunque 4 salsicce, 3 salsicce come volete voi. 4 uova, 80 grammi di fecola di patate, poi abbiamo 330 grammi di farina. Io l'ho voluto fare separato perché dopo, quando andremo a miscelare, bisogna fare tutto con calma e separatamente. Poi abbiamo 150 grammi di acqua, quindi per giù un bicchiere di acqua, 100 grammi di olio, non di oliva ma quello di girasole che andate a comprare, quindi dovete arrivare sempre su per giù a un po' più di mezzo bicchiere. Il lievito istantaneo, quello in bustine, ogni 200 grammi è una bustina di lievito. Io vi consiglierei una bustina e mezza, anche se in fin dei conti noi stiamo utilizzando questa farina, che è una farina per fare le brioche. In poche parole, già di per sé ha una quantità di lievito, però comunque io vi consiglierei una bustina e mezza. Poi abbiamo 2 cucchiai di sale, un cucchiaio di zucchero che serve per attivare il lievito, un po' di parmigiano reggiano, romano, non esagerato troppo con il formaggio perché altrimenti poi dopo sa troppo di formaggio, quindi fate una cinquantina di grammi di formaggio, quello che volete voi, parmigiano, romano, potete mettere anche tutte e due, però non superate i 60 grammi, ecco, perché altrimenti è troppo. Scamorza fumé ugualmente, una scamorza fumé potete metterne quanto ne volete voi, però più mettete più sa di formaggio. Queste spezie che sono prezzemolo, cipolla e pinocchietto, che insieme a un po' di vino serviranno per cuocere le salsicce. Ok, quindi andremo a cuocere le salsicce a parte, le andremo a sbriciolare, dopodiché formeremo la torta. A piacere potete mettere prosciutto cotto a dadini, potete mettere quello che volete voi, ecco che questa è una cosa molto fantasiosa, quindi io andrò a mettere anche dei funghi. Volendo, quando avete preparato tutto sopra, io vi consiglierei che potete mettere anche questi semi di sesamo, tutte queste cosettine qua che vanno sulla pasta. E una volta terminato tutta la nostra situazione, dobbiamo accendere il forno a 175 gradi se avete un forno ventilato, quindi 175 gradi se avete il forno ventilato. Invece se non lo avete ventilato dovete praticamente fare a 180 gradi per 45 minuti. Lo stampo è quello che volete voi, questi stampi per fare le ciambelle oppure uno stampo per fare la torta, quindi non ci sono regole in questo caso qua. Però adesso incominciamo a cuocere le nostre salsicce. Voilà, allora prendete una padella ed aggiungete all'interno la salsiccia con un po' di olio, quindi fate bagnare tutta la salsiccia con l'olio prima che si riscaldi, vedete? Come sto facendo io, in modo che l'olio dà la possibilità di cuocere la salsiccia bene da tutte le parti. Fatela sempre più a pezzettini. Voilà. Una volta che noi stiamo alla cottura della salsiccia, aggiungiamo il nostro vino bianco, rosé, rosso, quello che voi avete a disposizione, non importa, e facciamo quindi sfumare il vino e poi aggiungiamo praticamente gli aromi, quindi il pinocchietto, il prezzemolo e la cipolla, perché altrimenti si bruciano, perché la cottura della salsiccia è molto più lunga.
quindi dovete cuocere sempre prima la salsiccia. Ciao. Voilà, no, sta attento. E poi quindi dobbiamo mettere adesso, dobbiamo prendere 100 grammi di olio di girasole, molto importante. La cottura della salsiccia così è all'incirca una decina di minuti. Il problema sta solo in questa cottura della salsiccia. Una volta terminata la cottura della salsiccia incominciate a accendere il forno, perché dopo non sarà molto lunga la preparazione per fare, diciamo, la torta salata, e quindi sarà molto più semplice. Vedete? Subito si cuoce. A più tardi. Ragazzi, la salsiccia si deve un po' scurire, non è che dovete, quando è chiara così sembra cotta ma non è cotta bene. La salsiccia è carne di maiale, la carne di maiale deve essere cotta bene, quindi deve essere un po' come questo colore qui. Cominciate a vedere che si forma il marrone come questo, un po' da tutte le parti, quindi la salsiccia è pronta. Però già arrivati a questo punto possiamo inserire un po' di vino, perché ormai già ha una sua fase di cottura già buona, quindi possiamo aggiungere un po' di vino. Possiamo aggiungere un po' di vino. Adesso facciamo continuare la cottura fino a quando si prosciuga il vino. Però ecco, fate un po' la cottura di 2-3 minuti e poi aggiungete tutti quanti gli aromi e continuate a fare la cottura della salsiccia. Voilà, arrivati a questo punto, quando vedete che il vino in gran parte si sta sfumando, potete aggiungere anche già gli altri ingredienti, oppure aspettate totalmente che si asciughi il vino, come preferite voi, però comunque potete anche già inserire gli altri ingredienti. Voilà, come vedete io sto cucinando a fiamma vivace, una cottura a fiamma vivace. Voilà, quindi abbiamo inserito la cipolla e tutto il prezzemolo. Adesso dovete inserire giusto un pizzico di semi di finocchietto. L'altro pizzico che rimane lo utilizzeremo, che lo andremo a mettere praticamente nell'impasto. Potete aggiungere anche pepe. Queste sono tutte cose a piacere vostro, poi è come un salvadanaio, più cose ci mettete e più vi ritrovate gustoso. Quindi potete aggiungere pepe a granuli, potete fare quello che volete voi, ragazzi. Allora adesso fate asciugare il tutto, vedete che si asciugherà subito. Voilà. Allora ragazzi, la nostra salsiccia è praticamente pronta. Adesso versate il composto in un piatto in modo che si raffredda subito. Quindi prendete un piatto fondo e versate tutto il composto dentro. Abbiamo quindi versato il nostro composto nel piatto. Nel frattempo andremo a tagliare il nostro formaggio, andremo a mettere l'olio e quindi iniziamo la preparazione. Per la preparazione di questa torta dovete utilizzare un'insalatiera del genere, deve essere abbastanza grande, ma non solo, dovete utilizzare anche un frullino del genere oppure qualche macchina della pasta. In questo caso la pasta non è come la pasta di un pane, è molto molto più fluida, quindi io vi consiglierei questo qui, che è molto più semplice. Vi farò vedere adesso con il coso per l'iPhone qua, vi farò vedere quindi come miscelare tutta la situazione. A più tardi, facciamo raffreddare la nostra salsiccia. Nel frattempo che raffredda la salsiccia incominciamo anche a accendere il nostro forno, che speriamo non mi dia problemi.
vediamo veramente che non mi dia problemi e lo mettiamo a 175 gradi. Un po' proprio cazzo sto forno. Che c'è un andare. Voilà, e quindi a più tardi. Beh, a più tardi. Voilà, allora ragazzi, iniziamo con il nostro procedimento. La prima cosa che fate, 4 uova. Ovviamente date anche un po' di... Vabbè, dopo lo tolgo. Togliere questa piccola scorzettina. Voilà. Allora, adesso insieme alle uova andremo a miscelare con lo zucchero e il sale. Poi man mano aumentate la velocità. Voilà. Poi andremo praticamente ad aggiungere il nostro lievito. Quindi facciamo una bustina. E mezza, una bustina e un po'. Fate bene incorporare il lievito, Poi aggiungete l'acqua. Poi aggiungete la fecola di patate. Poi aggiungete l'olio. Ed un bicchiere alla volta, perciò io lo faccio separato, aggiungete la farina. Ben incorporare, più avanti va e più difficile diventa a miscelare, quindi
fate sempre un po' alla volta. Vedete, l'impasto adesso comincia a prendere la sua forma. Voilà. Voilà. Adesso questi non servono più. Adesso andremo a incorporare il formaggio. Quindi io ho inserito un po' di parmigiano reggiano, ed andiamo a incorporare tutti gli ingredienti uno alla volta. Andremo a mettere adesso i nostri funghi. Potete prendere anche quelli là in scatola, non c'è proprio nessun tipo di problema. Andremo ad aggiungere il nostro formaggio insieme a un po' di finocchietto, quindi la nostra scamorza. I formaggi non devono essere formaggi che cacciano acqua, tipo non so, mozzarella, queste cose qua, perché altrimenti l'impasto non cresce. Dovete mettere dei formaggi che sono asciutti, caciocavallo, scamorza affumicata. Come vi ho detto, più cose voi aggiungete e più diviene buono, più diviene però logicamente anche calorico. Adesso aggiungiamo la nostra salsiccia. Nel caso che vi fosse venuto per qualche motivazione troppo liquido, potete aggiungere logicamente un po' di farina per fermarlo. Adesso aggiungiamo un po' di pepe. Siate abbastanza generosi con il pepe se siete delle persone che piace bere la birra, quindi accompagnato con una bella birretta, un po' di insalatina fresca è l'ideale, è veramente molto buono. D'accordo?
Adesso dovete prendere lo stampo e lo dovete imburrare sia la parte centrale, se avete questo qua a ciambella, quindi i laterali e la parte centrale. E poi avete quello là rotondo, che è meno complicato, si potrebbe mettere, per non sporcare, si potrebbe mettere della carta da forno, oppure fate sempre lo stesso fatto del come cazzo si chiama, del burro. Voilà, abbiamo quindi imburrato. Adesso lo faccio a due mani, versate l'impasto dentro, lo livellate. Per livellarlo potete utilizzare benissimo della carta forno o della carta come volete voi, Domopac, roba varia. La mettete sopra e schiacciate, oppure con il cucchiaio, come volete voi. Voilà, adesso basta solo infornare e pregare il Dio buono che non mi crea problemi il forno. 45 minuti, 175 gradi, forno ventilato, 180 gradi, forno tradizionale. Sempre lo stesso, 45 minuti. Preghiamo tutti quanti insieme, fratelli, che il nostro forno non ci dia dei problemi e speriamo in una riuscita di questa straordinaria torta, perché se non esce io praticamente oggi non mi mangio un beato cazzo. A più tardi. Allora ragazzi, il momento della verità è quasi arrivato, normalmente mancano 3 minuti, però noi non ha funzionato però. E in sostituzione casomai abbiamo il sapone. Allora ho visto che leggermente si è staccata sopra. Non saprei dire, però l'importante è che sia cotta come deve essere cotta. Allora, aspettiamo quindi questi 3 minuti, va, vediamo un po' che succede. Allora ragazzi, io dopo la torta la tiro dal forno, la giro su un piatto con una situazione qui, i guanti in silicone e niente, vi faccio vedere il risultato, sia esso buono sia esso male, vi faccio vedere il risultato. Voilà ragazzi, allora dall'odore e da com'è è uscita benissimo la torta, meno male, vabbè che ci stava il salmone, però tutto questo sacrificio. La apro per verificare la cottura. Vabbè, già al taglio si taglia come pane, sì, già è perfetta. Queste torte però è meglio sempre mangiarle non troppo calde. Voilà, perfetta, alta, bella, ben cotta. Sì. Voilà, ragazzi, ciao a tutti, alla prossima. Yahoo! Molto buona, ma va mangiata tiepida. A priori, en fonction des valeurs théoriques de chaque componente di temperatura che bollente mi gradeva, molto buona.